Intolleranze, delinquenza, in generale sono sempre più grandi e non ci sono dei presidi sicuri, continui. Forse qui in stazione è l'unico posto dove abbiamo il supporto della Polfer che spesso intervengono. La presenza di un presidio della polizia ferroviaria finisce con rendere proprio la stazione di Mestre uno dei luoghi più sicuri per i tassisti, una categoria che si sente sempre più nel mirino. Il tassista aggredito a Piazzale Roma da un giovane che peraltro sembra stesse importunando da tempo i passanti e il furto di 170 euro subito da un suo collega a Mestre sono solo gli ultimi episodi e la punta dell'iceberg di una realtà difficile che rimane spesso sommersa. Tante volte si mette sul piatto della bilancia il tempo che si può perdere per far valere i propri diritti per una determinata corsa, che può essere 10, 20, ma anche fossero 50 euro, e il tempo che si perde per la denuncia, per identificare, per lasciare tutti i nominativi identificativi, queste cose qua. E il più delle volte si lascia stare perché non è conveniente per l'attività. Un'attività in cui il taxi oramai lo prendono anche gli spacciatori, evidentemente contando sul fatto di viaggiare su un mezzo che ha poche possibilità di essere fermato e controllato. Ci chiedono di attenderli un attimino, si allontanano, non li vediamo, dopo un po' ritornano e ci chiedono di andare a destinazione. Sappiamo o presumiamo quello che fanno, non possiamo averne certezza ovviamente. Ma problemi ce ne sono persino con le orde di ritorno da tour alcolici a Venezia, magari addio al celibato, quando il tassista si trova a fronteggiare gruppi di persone particolarmente ubriache e aggressive che vogliono essere trasportate al prezzo che decidono loro. In altri casi invece la truffa del mancato pagamento è oramai evidente. Con le carte di credito ne abbiamo viste di tutti i colori. Allora vengono, la carta non funziona, mettono in dubbio che sia, e purtroppo delle volte è vero anche, che sia un problema della banca, però non hanno i soldi. C'è chi lo fa di proposito, arriva con la carta, scarica o non è sua perché poi non si può verificare e non è facile, noi perdiamo i soldi della corsa in quel caso.